fede, devozione e speranza. E questa è la patrona di Riesi, Maria Santissima della Catena. Un entroterra siciliano che ha voglia di raccontare il suo territorio con i suoi protagonisti che vogliono far capire che un'altra Sicilia fondata sull'accoglienza è possibile. Un messaggio d'augurio, speriamo che sia insomma, un buon inizio. Per me è la prima volta da primo cittadino, sicuramente non è la prima volta da cittadino di Riesi, perché avendo vissuto da sempre qui, quindi è la mia 43esima patrona Maria Santissima della Catena, e speriamo che l'anno che seguirà, insomma, questi festeggiamenti sia un anno positivo, sia un anno di speranza, di risultati soprattutto. Nella notte i pellegrini hanno invaso il santuario. Monsignor Francesco Montenegro, arcivescovo di Agrigento, ha invitato i fedeli a guardare il cielo, ad esortare il bello, a narrare la vita. Siamo qui come figli fiduciosi per presentare a Maria i nostri cuori, per ripeterle il nostro amore e per mettere nelle sue mani le nostre sofferenze, i nostri dolori, ma anche le nostre speranze e i nostri desideri. E siamo qui pellegrini perché sentiamo il peso e la fatica della vita, perché dobbiamo ammetterlo, ci sentiamo frastornati e schiacciati dalla violenza che aumenta, quella grande come i conflitti, pensiamo alla Siria, o quella piccola violenza, quella di casa nostra,